Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell'azienda Takis. Lo hanno indicato i test eseguiti nel laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani. È il livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino per il coronavirus nato in Italia. Nel giro di 2 settimane ci saranno i risultati di un megastudio in corso a Castelromano, che dirà quanto dura la risposta immunitaria innescata e permetterà di individuare il vaccino migliore da portare in sviluppo. Se tutto andrà bene, potranno iniziare gli studi sull'uomo dopo l'estate. Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, ha detto che il debito pubblico previsto dal governo nel DEF per il 2020, in aumento dal 134,8% del PIL al 155,7% del PIL, è stato registrato così alto solo negli anni immediatamente successivi alla fine della Grande Guerra. A Roma prenderà il via il 6 maggio il percorso finalizzato a somministrare i test sierologici per il coronavirus ad alcune fasce di dipendenti. I test, in modalità da sangue capillare, verranno effettuati progressivamente agli agenti della polizia locale e agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di anagrafe e di stato civile. Il percorso potrà eventualmente venire integrato tramite un intervento della Regione Lazio. Per la mancanza di liquidità gli italiani si affidano al Banco dei Pegni. In questo settore c'è stato un aumento del 30-50%. Rainer Steger, direttore generale di Affide, la più importante società di credito su pegno in Italia, ha detto: «Al momento abbiamo notato la presenza di nuovi clienti e siamo consapevoli che nelle prossime settimane si possa registrare un incremento della clientela. Capiamo che in questa fase possa esserci esigenza di liquidità per i cittadini e per questo motivo è stata sospesa la messa in asta di tutte le polizze scadute e non rinnovate nel periodo compreso tra gennaio 2020 e la fine di aprile 2020. Ad attirare chi è in difficoltà sono i tempi rapidissimi di erogazione del prestito e la quasi totale assenza di documenti da esibire».